Sono sull'altopiano del Supramonte, un massiccio calcareo che risale al periodo giurassico. È ricoperto da una delle foreste più antiche d'Europa, che si estende per 25 km quadrati. Cercherò di sopravvivere in questo territorio impervio e inospitale. A guidarmi ancora una volta, Roby e Nessie. Ciao Roby! Ciao Fiammetta! L'obiettivo di questa missione è raggiungere il mare attraversando l'impenetrabile foresta del Supramonte, evitando dirupi e voragini. Come al solito, senza cibo né acqua. Mi sembra chiaro. Sei pronta? Let's go into the wild! Andiamo. Praticamente da qui il terreno cambia sempre, non c'è mai assolutamente la stessa tipologia di pietra, la stessa tipologia di territorio. Per non cadere bisogna scendere a zig-zag, con il peso all'indietro, una gamba tesa a valle e una a monte. Solo così si può rimanere in equilibrio. Mi sembra migliorare. Sembra migliorare. In questo territorio si alternano dirupi e ampie valli, rocce e zone più verdi, ma qualunque sia il paesaggio è sempre faticoso e la sensazione è di isolamento totale. Rifornimento d'acqua? Solitamente sarebbe meglio bollirla, però questa mi sembra talmente limpida. Almeno l'acqua non manca in questa terra inospitale e difficile, dove anche gli animali devono lottare continuamente per sopravvivere. Guarda. Senti più che altro, che è sto odore? La carcassa di un cinghiale. È il re di questi posti. Tra l'altro è onnivoro, mangia di tutto, dalle ghiande ai piccoli animali. Bisogna stare attenti anche noi, soprattutto la scrofa con i suoi cuccioli, perché per difenderli è capace di attaccare e fare malissimo. Guarda che spettacolo. Cosa? Un'aquila che volteggia. Dove? La vedi? Lassù. Lì. Guarda, volteggia, forse in cerca di cibo, guarda. Spettacolo, sì, sono potentissime. Possono portare in volo anche 10 kg d'animale. C'è chi le ha viste con agnelli, volpi. Sì, sta sotto, va? Cinghiale. Cinghiale. Ma è vivo? Ma cosa fai, Non possiamo andare vicino, è pericoloso. Ah! No, è morto. Sì. Da quanto sarà morto? Almeno da un giorno, credo. Non è rigido, non puzza, però è freddo. Ha dei segni qui sul collo evidenti. L'aquila! Si vedono proprio i segni degli artigli. Probabilmente è troppo pesante, l'ha mollato. Oppure uno scontro tra cinghiali, uno più grosso evidentemente. Ora lo trasciniamo vicino all'acqua e lo scuoiamo. Io vomito. Ora pratichiamo delle incisioni sulle zampe. Ma che poi mi dispiace. Però effettivamente è già morto. Trovare un cinghiale è stato un vero e proprio colpo di fortuna. Il problema fame è risolto. Devo solo trovare dei rami per intagliare gli spiedi che ci serviranno per cuocere la carne. Torniamo indietro. Questi rami sembrerebbero perfetti per fare i nostri spiedini. E invece no, questa è una pianta di oleandro ed è altamente velenosa. Non va usata né per fare il fuoco né per fare utensili da cucina. Potrebbe intossicare la carne, intossicare l'aria che respiri e ci puoi anche morire con questo. Quindi niente oleandro. La natura ci dà tutto, ma bisogna distinguere ciò che si può usare e ciò che non si può usare. Andiamo a vedere un po' Roby come è messo. Ora mi devi dare una mano, però. Prendiamo le parti migliori dell'animale e le avvolgiamo nella pelle che usiamo come involucro. Del cinghiale, come del maiale, non si butta via niente. Muoviamoci, dobbiamo ancora trovare un posto per dormire e soprattutto da cucinare. I resti del cinghiale li lasciamo qui per gli animali che popolano questa zona. Riprendiamo il nostro viaggio, ci aspettano ancora molte ore di cammino.
Dobbiamo trovare un posto per la notte e soprattutto raccogliere la legna per il fuoco. Noi dobbiamo tenere questa direzione, quindi andiamo dall'altro versante. Visto che ci sono un sacco di grotte, potremmo usarne una come rifugio. Dobbiamo ripararci sia dal maltempo che dagli animali selvatici. Sarà pieno di cinghiali di notte. Tra l'altro sta cambiando il tempo e di là arriveremo con il buio. Conviene muoverci. Ole! Forza! Da queste parti in inverno le precipitazioni, anche nevose, sono frequenti e abbondanti. Se dovesse arrivare un forte temporale, proseguire potrebbe diventare proibitivo. Sta iniziando a piovere forte. Ripariamoci là sotto, anche se lo chiamano l'albero della morte. Il tasso millenario in questa zona è una pianta molto diffusa e nota soprattutto per la sua pericolosità. Le sue foglie, infatti, sono velenosissime. Basta ingerire 3 aghi per morire avvelenati. Supramonte è veramente impervio, poi c'è di tutto. È davvero inospitale questo posto. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo rimetterci in marcia e trovare la grotta dove passare la notte prima che tramonti il sole. Non vedo l'ora di mangiare. Questo cinghiale è stato veramente un regalo. Dobbiamo fare attenzione a cuocerlo molto bene. Sì, perché la carne di cinghiale e di maiale è piena di parassiti pericolosissimi che potrebbero causare molti problemi, quindi sempre ben cotta. Bene. La sopravvivenza apprezzi certe cose e capisci quante sono fondamentali, come il cibo, come il nutrirsi. Pensa quante volte al ristorante l'hai scartato un pezzo di carne così. Difficilmente dopo questa esperienza lo farò ancora. Eccoci. Oggi la giornata è stata durissima, il territorio è veramente selvaggio. C'è di tutto, per fortuna abbiamo la pancia piena. Il cinghiale era squisito. Certo, io sono abituata a mangiare la carne, ma farmela da me, scuoiare, pulire un animale è differente. Però serve anche questo. Buongiorno. Il tuo obiettivo questa volta sarà arrivare al mare, attraversando delle gole che troverai sul tuo cammino. Lì ci sarà anche una corda che ti ho lasciato per calarti. Ti lascio la mia bussola. Ricordati che la tua direzione è sempre l'est. È arrivato il momento della mia vera missione. Devo orientarmi in questa natura straordinaria e concentrarmi su quello che ha detto Roby, procedere verso est e trovare lo sbocco al mare. Cos'è? Due anguille. Se non avessi nient'altro da mangiare non vi lascerei senz'altro scorazzare in quel modo. Sono difficilissime da pescare. Infatti nel periodo nuragico usavano l'euforbia. È un'erba che qui cresce moltissimo e la usavano appunto gli abitanti del posto per avvelenare l'acqua. Ha la proprietà di togliere tutto l'ossigeno presente nell'acqua, così da far morire i pesci. Andiamo lì che c'è l'acqua corrente, meglio dell'acqua anguillosa. Devo muovermi. Mi mancano ancora molte ore di cammino e il percorso non sembra per niente facile. Qui è veramente alto, saranno almeno 15-20 metri. Questa è l'unica via per raggiungere il mare, quindi mi devo calare per forza. Di là non si passa, sotto c'è l'acqua. Robby mi ha lasciato la corda, mi calo. Perfetto. Come faccio a camminare qua? Come faccio a camminare qua? È veramente alto, ma è l'unica via verso il mare. Ce la
penzoloni! Ora mi devo solo calare. In acqua è meglio che non ci vada. Fortuna che c'era il tronco. Sgancio. Adesso devo percorrere la gola che mi condurrà fino al mare. Le rocce bianche calcaree rendono il paesaggio quasi lunare. Tutto qui attorno è modellato dalla poderosa forza dell'acqua, del vento e del tempo, che nei secoli hanno eroso e modellato gli strati di roccia, rendendo questo posto di una bellezza straordinaria e selvaggia. Sembrava troppo semplice per una volta non dovermi perdere. Attraversa tutta dritta la gola e ti ritrovi al mare. Non me l'aveva mica raccontata che gola fosse. Stare in questo canyon millenario dalle pareti alte più di 400 metri mi fa sentire microscopica e mi dà un senso di totale impotenza. Il vento fortissimo e grandi massi rendono il mio percorso molto faticoso, ma non posso distrarmi. Devo andare dritta al mio obiettivo, arrivare al mare. Scendi giù, trova un posto basso, non riesco ad attraccare. Ci sono gli scogli, è pericoloso. L'unico modo per raggiungere Roby è tuffarmi. Mi tolgo lo zaino e le scarpe. Gli indumenti tecnici invece è meglio tenerli, perché in acqua formeranno delle sacche d'aria che mi aiuteranno a galleggiare. Per fortuna Roby è vicino e non dovrò nuotare a lungo. Ci siamo. Il bello di affrontare sfide sempre più difficili è scoprire che nulla è impossibile e che tutto si può superare con l'aiuto dei propri compagni di avventura. Bravissimo.